sondazzo con G. Oh, ecco, l'ho detta, l'ho detta, per dire l'ho detta. Dovevo dirla, mi premeva di dirla, l'ho detta. Il sondazzo con G. Come va? Tutto bene? Sì? Mi fa tanto piacere. Mamma mia, piacere mi fa. Oh, che piacere fisico. No, in che senso? Ma che ne so io? Ma il sondazzo è qui, con noi, with us. E il marchese Stefano Carogna Merda, diciamo Stefano Carogna Merda, perché lui dice Carogna Merda, io l'ho voluto dire con la R giusta, e è qui, è con noi e vuol far sentire la sua superiorità a tutti quelli che chiamerà. Bene, prendiamo bene la linea e facciamo il primo numero. Ecco qua, e vediamo chi risponderà. Oh là là. Ma che Stefano Carogna Merda, vero? È vero. Thailandesi, 18 anni, ho la sesta mensola, sono tutta un buco per te, sono la tua maialona, voglio farti fare, è il numero del somalo, dai, non ti vergognare, e spaccami tutta, sono molto calda e molto generosa, sono paziente, sono massaggiatrice, sono il tuo sogno, la tua diavolita, ti voglio mangiare tutto e ti voglio ingolare tutto e sbollami dai piedi alla testa e poi me le calai tutta, sono vicina alle stazioni. Appena passa il passaggio livello, via Maru, Campanello, Lita, davanti al tabacchino, tutti i giorni, 10 mattino, 24 sera, venile, sono in casa e ti aspetto. Sono rimasto di sasso. Oddio. Venile. Ciao. Oddio, una tloia ho trovato. Ma dai, forte davvero. Io ho voluto ascoltare, che maialona, lo dice da sé. Ma te dimmi, ma meno male ho tolto i dati identificativi, no? Ma questo si fa fare tutto, sono tutto un buco. Insomma, devo dire che le thailandesi altro che, ma io dovevo fare il marchese Stefano Carogna Merda, sì, dovevo farlo, ma ho fatto un numero, guarda cos'è venuto. No, il sondazzo delle puttane lo faccio altre volte, cioè quando telefono ai vari annunci, no? Mica questo non era, mi verrebbe voglia di riascoltarlo, di rifaccio. Sì, dai. Sì, silenzio, di tomba, perché dobbiamo capire tutte le parole, qualche parolina mi era sfuggita, per la verità, no? Leccami tutta, poi mi sbuccia, mi fa, guarda, come le dice lei. Sentiamo. Arriva. Thailandesi, 18 anni, ho la sesta mensola, sono tutta un buco per te, sono la tua maialona, voglio farti fare, è il numero del somalo, dai, non ti vergognare, e spaccami tutta, sono molto calda e molto generosa, sono paziente, sono massaggiatrice, sono il tuo sogno, la tua diavolita, ti voglio mangiare tutto e ti voglio ingolare tutto e sbollami dai piedi alla testa e poi me le calai tutta, sono vicina alle stazioni centro.
via Mar 4, Stelita, davanti al tabacchino, tutti i giorni, 10 mattino, 24 sera, venile, sono in casa e ti aspetto. Venile. Con quella venile per forza. Venile. Ah mio Dio. Ragazzi, questo è il nostro mondo, è fatto anche di queste cose. Ora si fa però Stefano Carogna Merda, no, non deflettiamo dal nostro dovere, ecco, il nostro dovere è quello di fare il marchese Stefano Carogna Merda, e parliamoci chiaro. Oh, via. Oh, ecco, sperando di non trovare un'altra. Sì, perché quello, ho già detto, è un altro sondazzo, ma guarda un pochino. Sono la tua maialona. Non mi viene di rifarlo. Sono il tuo buco. Pronto? Pronto? Sono thailandese, sono la tua maialona. No, ma non mi viene più il marchese. Signora, non mi viene più il marchese, sarò incinto. Ma guardate, ora non mi viene più il marchese. Devo fare il marchese, non mi viene più, la signora è andata via giustamente, c'è anche del grullo, sì, effettivamente. ma io, vabbè, che vi devo dire io? Ora veramente non mi viene più il marchese, C'è un ritardo notevole. Aspetta, fammelo ricordare. Sono il marocchese, ora viene, facevo la thailandese, che io sono portato a ripetere, sì, mi viene anche quando trovo qualcuno che parla in un certo modo, che so, napoletano, mi viene di farlo anche a me, perché è bello, è uno studio di caratteristiche, linguistico, se vogliamo. Che sono la tua maialona, sì. No, ora qui non c'è nessuno, ma te dimmi, Nimmondo, già, facciamo questo? Sì, facciamo questo. Vabbè, sì, lo so, caro Marchese, mi dispiace, ma le maialone hanno la precedenza, ci mancherebbe, già, ma era thailandese, ho capito bene? Pronto signora? Il signor Oeste in casa? Non c'è Oeste? Andata via. Come? Non c'è più nemmeno lei. Ma guardate, anche questa, niente, no, andiamo da qualcuno. Figuriamoci. Cenenno, come si dice dalle mie parti, cenenno, cioè come dire, ce ne sono, dice cenenno. Così qualcuno dice, guarda un pochino. Cenenno, quanti ce n'è? Cenenno. Marocchese parla così, no? Basta fare la maialona. Ovvio. Pronto? Sì? E signor Walter? Sì? Buongiorno, io sono il marchese Stefano Carogna Merda. Mi ha capito? Sì. Ecco, io le ho chiamata per un motivo molto preciso, però. Io sono un personaggio superiore a tutti quelli che conosco, anche a quelli che non conosco, superiore a tutti, capisce? E io telefonando alle persone mi sento enormemente superiore, e quindi io in questo momento sono il suo superiore, mi capisce? Sì. Quindi, essendo lei inferiore, lei deve parlare con me e io così godo sempre di più. Ecco. Mettesi un dito in culo se vuoi di imbecille. Veramente, guardi, io non faccio di queste cose, io ho altri godimenti. Vedete, l'uomo inferiore si esprime così e io lo richiamo senz'altro. Lo invento di un dito nuovo, non dico nemmeno quella parola, guarda, quella parola mi abbasserebbe al suo livello, ecco, evidentemente è un parlare inferiore, un parlare da essere inferiore, assolutamente non è possibile. Pronto? Ma guardi, lei parla anche da essere inferiore, ha detto una parolaccia, sa?
andato via, non abbiamo bisogno di lui, non abbiamo bisogno di un essere troppo inferiore, perché anche l'inferiorità ha un limite naturalmente, vero? Non si può dire inferiore, sì, ma qui siamo sotto il livello di guardia, effettivamente, troppo, e allora è inutile, è a livello di una donna, di un essere femminile, di una femmina qualsiasi, capisci? Pronto, signora? Sì, mi dica. Il signor Leone è in casa? Signor Coglione, andiamo. No, il signor Leone, per favore. Lei ha detto che parole anche lei, signore. Io sono molto sboccata. È sboccata, signora? Sì, sono molto sboccata. Ma passa il treno di lì, sento un rumore, signora. Sì, so io che treno, che è il post-treno. No, il treno, Sì, dice. so io che è quel treno. Signora, lei è molto incavolata, Sì, vero? molto. Con me anche? Penso di sì, con tutti, con tutto il mondo. Ma io che cosa le ho fatto, signora? Gli ho chiesto se c'era il signor Leone, basta. Va bene. E lei mi ha detto il signor Coglione. Sì, Scusi no, se non c'è. ripeto la parolaccia, vero? Sì, non c'è, guarda. E quando lo posso trovare? Aspetta, se va nel mondo di là forse lo trova. Prima o poi tutti ci vanno, ma appunto. io no, capisce? Io sono immensamente immortale. Ma cosa ci passa di lì? Il treno, gli aerei? Ci passa di tutto qui. Ma signora, ma sta passando veramente tutto il mondo? Tutto il mondo vi passa di qui. Il mondo Sì. motorizzato, sento Sì. un rumore, ora è passato fortunatamente, signora. Ma perché lei è così arrabbiata col mondo? Non deve, non deve. No, senta, io ho tanto da fare, abbia pazienza. Da fare, capisco. Sì. Ma perché è così incavolata, Perché signora? sono incazzata, diciamo così. Incazzata Sì, con proprio chi? incazzatissima sono. E se no lei non smette di farmi perdere tempo, l'ho tratto male. Arrivederla, signore. Signora, sono marchese, non sono un signore, sono un marchese, ma per favore, questa signora non ha confidenza con i marchesi, con la nobiltà, molto arrabbiata con tutti. Io in fondo avevo solamente chiesto di un nome, non ho detto niente, peccato. Vedete, si conferma l'inferiorità, il povero Leone non poteva resistere a una donna così incazzata e ha detto io me ne vado, mi levo dai leoni e vado nell'aldilà. Ha fatto bene. Allora, proviamo con un altro. Gima, ci sei ancora? Sono qui, dai, sono qui. Pronto? Pronto, signora? Il signor Valerio è in casa? Sì, chi lo vuole? Sono il marchese Stefano Carogna Merda, superiore. Pronto? Sì? Me lo può passare, per favore? Sì? Grazie. Io? Guarda che gli dice. Che gli dice? C'è Valerio. Ma che? È molto carino quando riferiscono chi ha telefonato, cosa ha detto. Fanno sempre, ma che lo so io? No, un imbecille, oppure c'è una voce strana. Pronto? Parlo col signor Valerio? Sì. Buongiorno, io sono il marchese Stefano Carogna Merda. Ma avrà sbagliato, no? No, l'ho chiamata perché così mi sento immensamente superiore a lei, capisce? Allora, per godere io non ho rapporti sessuali con donne o con uomini direttamente. Io parlo con le persone inferiori, cioè tutti, e praticamente godo, capisce? Ma mi dica che cosa voleva? Volevo solamente parlare un attimo con lei, ecco. Parli. Lei sarebbe disposto a fare il mio portacenere? Portaceneri? Sì, allora io ho bisogno, che io fumo dei sigari molto, molto grossi, no? Sì. Ho bisogno di portaceneri umani, no? Allora lei sta tutto nudo, fatto a conca, così a conchetta, e allora io spengo il mio sigarone su di lei e quando lei fa io godo, vero? Un portacenere parlante, giusto? E io lo mando a pigliarlo nel culo. Ma vede com'è inferiore anche nel linguaggio? Io voglio sono dire. inferiore, signore. Io sono un marchese. Come mi sento superiore? A me il zigaro sopra A lei si sente superiore? Sì? Questa è bella! Godo, sbrodo! Perché a me il zigaro sopra la Sì, mia pancia, parli! non ce lo spengi. Sbrodo a Capito? Perché io devo fontanella! far ingollare.
Sbuodo a Fontanella. Entrati? Oh Sì, vai, sto codi. sbuodando, che bello. Pinocchio pervertito. Vergogna di inferiorità enorme quest'uomo. Che bello, mi ha detto anche pervertito. Parola inferiore nel mio vocabolario, la parola pervertito non esiste. Assolutamente, la perversione casomai è la mia normalità. Meno male, guarda, ieri non ero riuscito a sbrodare a Fontanella, ma oggi è andata bene. Ma chissà che non possa fare il bis. Intanto tu fai bis, che no, come ti permetti? Con te non mi ci metto nemmeno, sai, caro G. Per forza, sono io il superiore. Ma su questo è da vedere, è tutto da vedere, confrontare, controllare. Assolutamente. Pronto? Non c'è nessuno, vedi? Ciao, No. questo è il 28. Senta, un'altra? In questo momento non siamo in casa, ma potete lasciare il vostro numero di telefono o il motivo della vostra telefonata. Ciao. Non era una troia. Oh, via. Ecco, abbiamo lasciato un messaggio, mi sono voluto buttare, avevo un po' di fiato da buttare via e mi sono buttato dalla finestra. Caro Marchese, lei non ce la farebbe, per esempio, tutto sto fiato? Questo è da vedere, sì, caro G. Anzi, guarda, alla prossima telefonata vedremo cosa si può fare. Sa che lei mi sembra anche un po' scalfaro. Io scalfaro? Quell'essere inferiore. Ma figuriamoci. No, assolutamente io sono superiore, molto superiore, ci mancherebbe. Poi adesso. Pronto, buongiorno, è il signor Giancarlo? Chi è che parla? Lei è il signor Giancarlo? Chi è che parla? Lei è il signor Giancarlo? Sì. Allora, io sono il marchese Stefano Carogna Merda. Ecco, allora, io ho telefonato a lei per sentirmi immensamente superiore. Perché lei è un essere inferiore rispetto a me. Tutti sono inferiori, io sono il massimo, il non plus ultra, mi capisce? Pronto? Pronto? Signor Giancarlo? Chi sarà? Signor Giancarlo, Paoli, mi dica qualcosa. Pronto? Ma chi è che parla? Sono il marchese Stefano Carogna Merda. Sì, io sono il cazzo di Buddha. Chi è? Sbuodo a Fontanella, ho imbiancato il soffitto, ne avevo bisogno, è un po' andato giù di tono, vero? Mi dica chi è lei, me lo ripeta per favore, me lo ripeta. Ancora, la prego, me lo ripeta. Ma chi è lei? Ma lei chi è? No, lei mi ha detto di essere prima come mi ha detto, me lo ripeto. Oh, c'è anche il cane, un cane inferiore, il cane dell'uomo inferiore, anche perché il mio motto è, pronto, il cane dell'uomo inferiore è a sua volta inferiore. Sbrodo anche col cane, a Fontanella, è bella, bellissima, è stata un'esperienza esaltante, è stata un'esperienza bellissima. Pronto? Sì, sento. Meravigliosamente, guardi con lei una persona che non solo è inferiore ma ammette la propria inferiorità e così sorridendo prende la vita malgrado tutto, io guardo una persona come lei, ci sbroderei dalla mattina alla sera. Peccato che io lo faccio una volta sola con ognuno, perché io faccio anche una botta e via, capisce? Pronto? Oh, quel cane mi ha già rotto gli zebedei, vero?
Ma basta mio, ora basta, sono vuoto, mi sono svuotato ulteriormente. Arrivederci, è stato bello, però è stato molto bello, una puntata esaltante, meravigliosa, guarda. Apprendo ora che il G8 raggiunge un accordo per la pace in Kosovo, meno male. Io me ne frego, perché anche la pace è inferiore, perché vedrete che sarà una pace inferiore. Questo era il sondazzo, ma se non c'è il sondazzo stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo ma me ne porto. Ma se c'è il sondazzo io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.